furto ma viene colpito alla testa da un ladro in fuga. Marco De Santis, vigilante, ha riportato un taglio sulla fronte e medicato in ospedale. È già tornato al lavoro. Delitto di via Castelmenardo, processo con rito abbreviato per il 20enne moldavo accusato di concorso in rapina nell'aggressione mortale a Francesco Favaretto. Il PM ha chiesto 2 anni di reclusione. Liquami agricoli sparsi nei campi in inverno, già vietato di per sé in un terreno non idoneo e senza autorizzazioni. I carabinieri forestali di Asolo hanno bloccato un imprenditore agricolo. La truffa del falso idraulico con un centinaio di vittime, condanna della CNA di Treviso, fatto grave che danneggia imprese e professionisti. Mentre i vannacciani decidono se restare in Lega o seguire il loro leader, della fuoriuscita del generale parla l'ex segretario veneto Gobbo, fatto negativo ma abbiamo visto di peggio. Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico il sindaco di Treviso Mario Conte ha scandito i passaggi del nuovo campus universitario, obiettivo raddoppiare gli studenti. Stasera alla Chiesa Votiva un'assemblea dei residenti di Sant'Antonino con l'amministrazione di Casusana. I cittadini si lamentano di degrado e insicurezza. Morto dopo 10 giorni di agonia il 37enne cadorino Michele De Donazeccone, membro del Soccorso Alpino Veneto, era precipitato da una cascata di ghiaccio, si è spento all'ospedale di Treviso. Olimpiadi Milano Cortina, alla vigilia dell'inaugurazione ufficiale il Presidente della Repubblica visita gli atleti al villaggio olimpico. Stasera alla cena con i capi di Stato ci sarà Zaia, Stefani o altre incombenze. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli. In primo piano la cronaca sventa un possibile furto, ma viene colpito alla testa da un ladro in fuga. Marco De Santis, vigilante privato, ha riportato un taglio sulla fronte, medicato in ospedale, è già tornato al lavoro. Solamente sentito un puntino come una puntura di ape, io nemmeno avevo immaginato di sanguinare. Se ne è accorto il collega quando è arrivato, che ha detto: Marco, guarda che stai sanguinando, e poi abbiamo constatato che aveva un taglio. Colpito alla testa probabilmente con un pezzo appuntito di ceramica dura solitamente utilizzata per mandare in frantumi i vetri. Il ladro si è accorto dell'auto della guardia giurata Marco De Santis ed ha reagito colpendolo, poi è fuggito. Potrebbero essere 3 i malviventi che hanno fatto irruzione nel giardino di un'abitazione privata, ma sono stati scoperti da un particolare che non è passato inosservato al vigilante. Io dal primo controllo alla proprietà che noi vigiliamo mi sono accorto subito che delle telecamere non stavano rivolte verso l'abitazione, ma erano rivolte verso il giù praticamente, quindi ho capito subito che qualcosa non andava. Ecco, ho fatto la foto e l'ho inviata alla mia centrale operativa. È bastato poco alla centrale per capire che all'interno del giardino c'erano 2 individui. Mi sono accorta che ci sono passate queste 2 persone, questi 2 individui travisati, ok? Hanno scavalcato il cancello e da lì si sono arrampicati per spostare queste 2 telecamere, per prepararsi sicuramente, come per esperienza, alla via di fuga quando sarebbero entrati, per poter poi fuggire tranquillamente senza essere visti. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Montebelluna, che hanno raggiunto il posto. Nell'abitazione presa di mira dai ladri c'era il proprietario. Gli ho detto: mi raccomando, non si muova assolutamente, è più importante la propria vita. Ed è proprio pochi istanti dopo che Marco De Santis è stato colpito da un terzo componente della banda. Portato in ospedale, è stato medicato e dimesso ed è già tornato al lavoro. Anzi, stanotte sono andato proprio là di nuovo, come sono cominciato il torno al lavoro, sono andato là di nuovo per vedere se possibilmente sti balordi vengono presi una volta per tutte. Le indagini ora dei carabinieri per dare un volto ai ladri, al vaglio le immagini delle telecamere della zona, un lavoro questo che ogni giorno diventa sempre più complicato. Ci sono diverse squadre che vengono anche da fuori, quindi per noi diventa problematico fronteggiare tutto. Ecco, sapere che poi un suo uomo è stato ferito, che cosa ha pensato subito? Subito ho pensato all'uomo, in quanto una volta che mi hanno rassicurato che era stato lievemente ferito, ci hanno un po' rassicurati e abbiamo prontamente mandato un nostro collega al pronto soccorso per verificare che era esattamente così, e poi abbiamo proceduto con il continuare il servizio. Bande diverse, pericolose, impavide e pronte a tutto.
Delitto di via Castelmenardo, processo con rito abbreviato per Marius Popa, il 20enne moldavo accusato di concorso in rapina nell'aggressione mortale a Francesco Favaretto. Il PM ha chiesto 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Non ha partecipato attivamente alla violenta aggressione per sottrarre il panetto di hashish a Francesco Favaretto, il 22enne di Treviso, picchiato e colpito a morte, ma sarebbe comunque responsabile dal punto di vista morale della rapina e comunque sapeva delle intenzioni del gruppo di ragazzi. Così il pubblico ministero Giulio Caprarola ha chiesto 2 anni, 2 mesi e 20 giorni, oltre 800 euro di multa per Marius Popa, il 20enne di origine moldava accusato di concorso in rapina nel corso dell'aggressione mortale ai danni della vittima avvenuta la sera del 12 dicembre 2024 in via Castelmenardo. Francesco Favaretto, ferito gravemente dal branco, morì 11 giorni dopo il ricovero in ospedale a Treviso. L'avvocato Mario Nordio, difensore del giovane moldavo, ha sottolineato invece al giudice che il suo assistito non solo non avrebbe partecipato al pestaggio della vittima, ma che ad un certo punto, realizzato che un ragazzo stava picchiando il 22enne con calci e pugni, lo avrebbe afferrato per il bavero del giubbotto. Non lo dico io, ha detto Nordio, basta vedere il video per rendersi conto che quelle della difesa non sono congetture ma fatti. Dopo la discussione il giudice ha rinviato il processo al 20 marzo per la sentenza. Per questa aggressione mortale a Francesco Favaretto sono inoltre a processo 3 maggiorenni accusati di concorso in omicidio volontario aggravato dall'intenzione di effettuare una rapina, un minorenne già condannato, sempre in abbreviato, a 8 anni ed altri 5 ragazzini che dovrebbero vedersi applicata una messa alla prova. Giovanissimi protagonisti di altri gravi fatti di cronaca. In una scuola media di Treviso i carabinieri sono intervenuti per farsi consegnare il coltellino a serramanico che un ragazzino aveva portato da casa. La lama è stata sequestrata. È stato un compagno a segnalare a un insegnante che l'alunno 14enne si era presentato a scuola con un coltello. Studenti vittime invece di una banda che sarebbe composta da 3 persone che fuori dagli istituti cittadini prenderebbero di mira ragazzi per derubarli. L'ultimo episodio di fronte all'Itis Galilei di Conegliano con un 14enne malmenato nel tentativo di portargli via soldi e giubbotto. Il ragazzino è finito al pronto soccorso per un pugno sullo zigomo. Indagano i carabinieri. E ancora cronaca, rapina al Cantarane, ha patteggiato e torna in libertà il 20enne accusato di aver rapinato 2 ragazze la sera del 13 ottobre. Aveva rapinato assieme ad una complice 2 ragazze che stavano rientrando da una serata. Il colpo era avvenuto al parcheggio Cantarane nel cuore di Treviso. Ha patteggiato 2 anni e 2 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena il 20enne di Treviso accusato della rapina. Decisa l'immediata liberazione dagli arresti domiciliari. Il ragazzo è già scontato perché per 4 mesi è rimasto sostanzialmente ai domiciliari e verosimilmente intraprenderà anche un percorso con uno psicologo per cercare anche di risocializzarsi, oltre al fatto che dovrà cercare una nuova attività lavorativa che lo possa appunto rieducare. La complice, una giovane di 20 anni, invece si dovrà presentare davanti al GUP il prossimo 5 marzo per affrontare il processo che si svolgerà con rito abbreviato. La giovane era stata sottoposta ad una perizia psichiatrica che l'aveva trovata in grado di intendere e volere, opposta invece alla relazione presentata dal consulente della difesa. Le 2 vittime, 23 e 21 anni, stavano andando a prendere l'auto parcheggiata al Cantarane per tornare a casa quando si sono trovate di fronte alla coppia con volto travisato e armata di coltelli. Dopo aver raffatto soldi e borsa si era data la fuga, ma i 2 rapinatori erano stati rintracciati e bloccati dai carabinieri in via D'Annunzio, ancora in possesso di 2 coltelli a scatto, passamontagna e del denaro appena sottratto. Alle 8:15 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Motta di Livenza in via Aldo Moro al seguito dell'investimento di una donna sui 30 anni in bicicletta. Arrivata sul posto la squadra proveniente dal distaccamento dei vigili del fuoco di Motta di Livenza ha provveduto a collaborare con il personale del SUEM 118 nel prestare soccorso alla ragazza. La donna è stata successivamente trasferita in ospedale.
E paura all'alba, un'auto è venuta fuori strada ribaltandosi in un fossato a Fonte lungo via Castellana. Erano le 5:50 di questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Asolo che hanno soccorso la conducente, una giovane di 23 anni di Pieve del Grappa, lievemente ferita e messo in sicurezza del mezzo incidentato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del SUAM 118 e i carabinieri di Castelfranco, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica della fuoriuscita di strada. Liquami agricoli sparsi nei campi in inverno, già vietato di per sé in un terreno non idoneo e senza autorizzazioni. I carabinieri forestali del nucleo di Asolo e del Monte Grappa hanno sequestrato i mezzi impiegati. Liquami agricoli sparsi nei campi nonostante il divieto e l'assenza di autorizzazioni. Scatta il sequestro preventivo dei mezzi agricoli impiegati. È successo lo scorso 21 gennaio. I carabinieri forestali del nucleo di Asolo e del Monte Grappa hanno notato un trattore e un carro botte procedere lungo via Piovega ad Asolo. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che il convoglio raggiungeva un terreno nel comune di Mussolente, una zona classificata come vulnerabile ai nitrati, dove era in corso tuttavia uno spandimento massivo di liquami. Lo spandimento avveniva in pieno inverno, periodo in cui la legge lo vieta completamente. Dai controlli è emerso anche che mancavano i documenti necessari di trasporto e che i terreni non risultavano autorizzati per questo tipo di attività neanche al di fuori del periodo di fermo stagionale. A quel punto i militari hanno fermato tutto e sequestrato il trattore e il carro botte. Il procedimento è ancora in fase di indagine e la responsabilità sarà accertata solo da una sentenza definitiva. Nel frattempo i controlli dei carabinieri forestali continuano di giorno e di notte per contrastare i fenomeni illeciti di inquinamento da nitrati e tutelare il territorio e le risorse idriche. Falso idraulico, la condanna di CNA Treviso, fatto grave che danneggia imprese e professionisti. Nonostante le denunce, il sedicente idraulico che accalappia le vittime intercettandole sui social continua la sua attività criminale. Immediata la ferma denuncia di CNA Treviso contro chi si approfitta della fiducia delle persone spacciandosi per un professionista e raggirando cittadini e famiglie. Se quanto emerso fosse confermato, ci troveremo di fronte a un episodio molto grave che colpisce cittadini e famiglie, spesso in situazioni di bisogno, e che mina il rapporto di fiducia che c'è tra i consumatori e il mondo dell'artigianato. Alle vittime va tutta la nostra solidarietà, con l'auspicio che il responsabile venga perseguito secondo la legge. Il truffatore sarebbe in attività ormai da anni, senza che nessuno sia ancora riuscito a fermarlo. Nella sua rete sono finite centinaia di vittime da tutto il nord-est, avvicinate tramite i social. I social network sono strumenti utili, ma possono nascondere insidie. È fondamentale verificare sempre l'affidabilità di chi offre servizi professionali e diffidare di proposte a costi troppo bassi. Queste truffe danneggiano non solo le vittime, ma anche le tante imprese e i professionisti che lavorano ogni giorno con serietà, competenza e nel rispetto delle regole. Tutelare la legalità e il lavoro qualificato significa proteggere cittadini e imprese oneste. E siamo alla politica, mentre i vannacciani stanno decidendo se restare in Lega o seguire il loro leader di riferimento. Della fuoriuscita del generale dal partito parla l'ex segretario veneto Giampaolo Gobbo. Non fa bene assolutamente né al movimento né alla coalizione una uscita del genere, perché potrebbe portare anche alla situazione di far cadere anche il governo. La fuoriuscita dal carroccio dell'europarlamentare Roberto Vannacci, vice segretario leghista e ora fondatore di un nuovo movimento politico, al partito bene non fa, parola di Giampaolo Gobbo, e neppure alla coalizione di centrodestra. Ricordo ad esempio Panto, proprio qui in Veneto, che a un certo punto, non dando l'appoggio al centrodestra o non essendo accettato dal centrodestra, purtroppo il governo cadde a quei tempi. La Liga d'altro canto ne ha viste di peggio, prosegue Gobbo, anima e memoria storica del carroccio veneto. Ricordo che qui in Veneto noi abbiamo avuto due periodi molto particolari.
dove a uscire non erano certamente dei nuovi arrivati come Vannacci, ma erano proprio i segretari regionali. Ricordo Comencini nel 98 e Tosi poi nel 2013, 14, cos'era, o 15 che fosse. Quindi su questo siamo abbastanza vaccinati. Lega rinvigorita e ricompattata? No, ma in Veneto neppure troppo acciaccata dopo questo sconquasso. Qui Vannacci aveva fatto relativamente presa, dice Gobbo, anche se il favore, soprattutto iniziale, non va né sminuito né sottovalutato. Più si è, meglio è, più ci si capisce, meglio è in politica. Quindi questo per me non è un momento di battere le mani, anche perché io credo che la sua scelta sia stata dettata anche dai tantissimi team, cioè dai suoi fan, diciamo, che ha in giro e dai club che si sono creati. Nella Marca una ventina i leghisti che potrebbero seguire Vannacci. Gobbo invita a evitare epurazioni. Io credo che non si debba fare assolutamente una caccia, diciamo, all'untore, perché non è questo il caso. Ci sono simpatie, ci sono state simpatie, ci sono state persone leghiste che si sono iscritte ai suoi club, ma non vedo, diciamo, una situazione di grande fuoriuscita, almeno lo spero. Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha parlato della nuova sede trevigiana per gli studenti di Ca' Foscari, scandendo le tappe dell'intervento da 20 milioni di euro. Stiamo realizzando il nuovo campus all'ex Turazza, un intervento da oltre 20 milioni di euro. Annuncerò anche l'aggiudicazione del progetto esecutivo che verrà completato nell'anno 2026 per vedere poi la realizzazione dei lavori e l'ingresso degli studenti nel 2028. Quindi un processo di sviluppo della comunità universitaria della città di Treviso con i due atenei che vede la città investire oltre 50 milioni di euro perché crediamo nella forza e nella valenza del sistema universitario nelle città. L'obiettivo è quello per la città di Treviso di raddoppiare la comunità universitaria, passare dagli attuali 3.500 a 6.500 studenti. Significa portare una energia importante in città, nel territorio, e significa anche condividere tante progettualità, da medicina, giurisprudenza, da tematiche ambientali. Insomma, noi abbiamo bisogno dell'energia dei giovani e lo vogliamo fare attraverso due atenei che rappresentano delle eccellenze a livello mondiale. Questo sarà la nuova casa di Ca' Foscari e ci tenevo a dirlo perché sarà una sede accessibile, tecnologicamente innovativa, sostenibile, insomma il luogo ideale dove poter compiere un percorso di vita e di formazione fondamentale per i nostri giovani. Grazie di cuore per credere nella città di Treviso. A Treviso torna la zona rossa, ma con confini molto più ampi e per un periodo più lungo. La decisione presa in prefettura coinvolge ora anche Piazza Borsa e l'area sud della stazione. A Treviso si allarga la zona rossa. Dopo la prima sperimentazione estiva, prefettura, questura e comune hanno deciso di riproporre la misura, ma con un perimetro quasi triplicato e per un periodo più lungo, 60 giorni da Carnevale a Pasqua. Il nuovo perimetro non riguarda più solo l'area di Via Roma, ma si estende fino a Piazza Borsa e comprende tutta la zona attorno alla stazione ferroviaria, arrivando a coinvolgere Via San Zeno e Via Dandolo, aree dove negli ultimi mesi si erano spostate alcune criticità. Una scelta che trova il favore anche del presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza. Il quadrante Borsa sappiamo che è oggetto tante volte di scontri tra ragazzi sbandati e via. C'è stato messo un rimedio con via Fiumicelli, con un presidio, adesso l'allargamento ulteriore della zona rossa vuol dire che le istituzioni ci sono per dare più sicurezza ai cittadini. È un quadrante che aspetta la riqualificazione
indicazione e quindi ben venga. Zona rossa non significa più pattuglie, ma uno strumento in più per le forze dell'ordine, la possibilità di allontanare persone già note per precedenti penali quando vengono ritenute pericolose. La decisione è maturata in una riunione sulla sicurezza con il prefetto Angelo Sidoti, il questore Alessandra Simone e il sindaco Mario Conte. L'obiettivo dichiarato è doppio: intervenire sulla sicurezza reale e sulla percezione di sicurezza in un periodo dell'anno che porta in città un forte afflusso di persone tra eventi, carnevale e festività pasquali. Per i prossimi 2 mesi, dunque, una parte più ampia del centro cittadino e dell'area attorno alla stazione sarà sottoposta a questa blindatura straordinaria, con l'obiettivo di prevenire episodi di degrado e microcriminalità e garantire maggiore tranquillità a residenti, lavoratori e visitatori. E questa sera presso la chiesa votiva si terrà un'assemblea tra i rappresentanti del quartiere Sant'Antonino e il sindaco Mario Conte. I cittadini si lamentano del degrado e della sicurezza e la zona da sabato sarà anche zona rossa. Sono molto contento di questo, lo apprezziamo molto, ripeto, apprezziamo la vicinanza che ci ha dato il sindaco perché comunque è sempre stato presente e speriamo che con questa zona rossa le cose cambino. Le cose che devono cambiare sono presto dette: degrado, sporcizia, via vai di persone che non trasmettono sicurezza, spesso nelle ore serali o notturne, spaccio di droga, la sensazione, quella dei residenti, è di essere stati abbandonati. Gente che va, che viene, che si sofferma, che sporca, le solite cose. I problemi? Beh, sicuramente ci sarà, di sicuro no. Di sicuro no. Più o meno ad averlo regolarizzato, diciamo, spaccio. Dopo la notte non si sa cosa succede. In compenso speriamo che il sindaco si metta una mano sulla coscienza. Perché abbiamo fatto diverse riunioni. Dopo che c'è il problema della telecamera, non so se quella telecamera la funziona effettivamente come che ha richiesto, come che Sega aveva richiesto. Una telecamera che forse funziona e forse no, altre che sono state richieste e non sono mai arrivate, un via vai lungo il sottopasso della stazione che non lascia tranquilli studenti o lavoratori che devono rientrare a casa nelle ore serali. Ecco perché i cittadini hanno chiesto di incontrare il sindaco, al quale chiedono risposte. Ma c'è di più, come ci racconta Giacomo, che ci porta alla casa abbandonata di via Marco Polo, dove le persone senza fissa dimora hanno trovato, si fa per dire, un rifugio. È una casa che è abbandonata, soggetta a degrado, dove stanziano spacciatori ed extracomunitari. E quindi il quartiere, a mio avviso, non è tranquillo sotto questo punto di vista. Sappiamo che comunque è una zona un po' critica perché è antistante alla stazione, però questo non vuol dire che i residenti non debbano sentirsi in sicurezza. Sappiamo e apprezziamo molto gli sforzi che sta facendo il sindaco, perché c'è stato sempre vicino e è intervenuto anche con le forze dell'ordine, la polizia municipale e i carabinieri. Però penso che sia giunto il momento di dare un segnale forte perché non ci sentiamo sicuri. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sempre più negozi chiusi nel cuore di Treviso, traffitti elevati, calo delle vendite, concorrenza dell'online, cresce la preoccupazione di cittadini, sindacato e commercianti per un centro storico che rischia di svuotarsi. Treviso è proprio una città in cui si chiudono tutti i negozi, adesso anche Marangon e Giovanetti, altri, e quindi se la gente compra online questo è, gli affitti sono troppo alti e perciò questa è la conseguenza. Serrande abbassate e vetrine spente nel centro storico di Treviso, cresce la preoccupazione dei cittadini per una città che lentamente perde vitalità. Affitti alti, meno vendite, concorrenza dell'online e minore capacità di spesa sono tra le cause più citate, un allarme rilanciato anche dalla CGIL di Treviso. Noi riteniamo che sia una situazione complicata, un po' per la situazione dei cari degli affitti, quindi affitti troppo alti sia per i negozi ma anche per gli appartamenti e per quindi le persone che vivono in centro. In più c'è un problema di precarizzazione del lavoro perché ci troveremo
con la chiusura dei negozi, con lavoratori che andranno in cerca di altri lavori. Per la segretaria Sara Pasqualin non è solo un problema commerciale, sociale e occupazionale. Meno negozi significa meno lavoro, meno servizi di prossimità e un centro che diventa meno vivibile e meno sicuro. Il sindacato chiede un confronto tra istituzioni e categorie per affrontare insieme un fenomeno complesso. Preoccupazione condivisa anche da Federmoda. La presidente Beatrice Paludetti ricorda che i negozi storici sono parte dell'identità della città e chiede interventi strutturali per favorire subentri, sostenere i piccoli imprenditori e ridare attrattiva al centro. Il timore per molti residenti è che senza una visione comune le serrande abbassate possano diventare la nuova normalità nel cuore di Treviso. Gli affitti sono troppo alti e sarebbe da dare una mano ai commercianti da questo punto di vista. Sì, fa un po' impressione. Cosa ne pensate? E dispiace vedere le persone chiudere. Sì. La gente compra online, certamente, una realtà anche questa, e soprattutto gli affitti, perché dovrebbero dare modo comunque che il centro fosse un po' più vivo. Cambia il quadro geopolitico mondiale e l'Unione Europea deve necessariamente fare i conti con una situazione mutata ed in evoluzione, ridefinendo obiettivi e strategie. A Bruxelles, edizione 2026 di CONACT Annual Meeting, ha messo a confronto i principali attori del sistema produttivo italiano con i decisori politici. La tutela dei diritti umani e la promozione della democrazia. A Bruxelles, tra i numerosi tavoli dell'annual meeting di CONACT, che ha visto il confronto tra il sistema paese ed i decisori europei, si è discusso anche di questi due pilastri dei valori fondanti dell'Unione Europea. Una cinquantina tra aziende, associazioni, organizzazioni del terzo settore si sono confrontate su 13 aspetti, dall'agroalimentare agli investimenti per la difesa, dai diritti umani alla competitività tecnologica, che riassumono le priorità dell'agenda europea. Tra i relatori del tavolo su democrazia e diritti umani anche Andrea Ferrazzi, che ha posto l'accento sulla crisi dei valori che stanno alla base delle libertà democratiche. Oggi più che mai questi valori messi in crisi richiamano una grande responsabilità all'Unione Europea e l'Europa tutta. Un'Europa che deve partire da un suo ripensamento culturale, capace di immaginare quello che è stata la sua grande ricchezza. La sua grande ricchezza è stata innanzitutto culturale, sui diritti umani, sul concetto di persona. Temi che alla luce del mutato contesto geopolitico fuori ma anche dentro i confini dell'Unione hanno riacceso il dibattito anche sui 17 obiettivi delle Nazioni Unite. Certamente il disimpegno degli Stati Uniti in questa direzione è un problema serio e va compensata con un'accelerazione fortissima da parte dell'Unione Europea, perché l'alternativa a un mondo di giustizia, di pace e di equilibrio multilaterale guidato dal raggiungimento dei 17 obiettivi è un mondo di predatori. È un mondo in cui qualcuno pensa di sviluppare delle egemonie politiche, militari e politiche ed economiche, e è un mondo che crea disequilibri, è un mondo che perde il valore, nulla ha un valore, ha tutto un prezzo, è un mondo un po' pericoloso, dovremmo evitarlo. Stamattina seconda lezione di codice della strada per alcuni migranti a Monigo, ospiti della parrocchia di Don Giuseppe. Monigo Migranti e FIAB Treviso stanno insegnando ad alcuni giovani ad andare in bici. Sono 6 al momento i partecipanti che non conoscono assolutamente le regole della strada, come ad esempio quella di tenere la destra. Al termine del corso ai ragazzi verranno regalate le biciclette che sono state messe a disposizione dalla Caritas di Istrana e sistemate da alcuni volontari. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca. È deceduto a seguito dei traumi riportati nella caduta dello scorso 24 gennaio il 37enne cadorino Michele De Donà Zeccone, membro del soccorso alpino e speleologico veneto. Dopo una battaglia durata 12 giorni si è spento all'ospedale di Treviso.
Non ce l'ha fatta Michele De Donà-Zeccone, l'alpinista e membro del soccorso alpino del centro Cadore, che lo scorso 24 gennaio è precipitato per una decina di metri mentre assieme ad alcuni compagni di cordata stava scalando una cascata di ghiaccio tra Perarolo e Valle di Cadore. Il 37enne originario di Vigo di Cadore era stato recuperato in stato di incoscienza dai colleghi soccorritori accorsi sul posto e trasportato d'urgenza al reparto di terapia intensiva del Cafoncello di Treviso. Aveva subito un intervento chirurgico per tentare di ridurre il trauma cranico riportato nella caduta. Da allora non si è smesso di sperare nemmeno per un istante, con il fiato sospeso mentre l'uomo combatteva a cavallo tra la vita e la morte, ma nonostante gli sforzi dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare. A rendere nota la scomparsa dell'amico e compagno di scalate, noto in Cadore anche per la sua attività di spazzacamino, è lo stesso Soccorso Alpino e Speleologico Veneto in un post commosso su Facebook. Per sempre nel nostro cuore, si legge in chiosa le parole che confondono incredulità in dolore per la scomparsa, in un abbraccio corale che si stringe alla sua famiglia, alla compagna e a tutta la comunità di Vigo di Cadore. Un'indagine lampo della questura di Belluno ha permesso di cogliere in flagranza di reato 2 uomini napoletani mentre con uno stratagemma del finto carabiniere tentavano di sottrarre ad una signora di 81 anni oro e gioielli. I malviventi, pronti a tornare in campagna con la refurtiva, hanno architettato uno stratagemma molto intricato. Belluno città, alle 10:30 del mattino dello scorso 2 febbraio. Un uomo in falsa guisa di maresciallo dei carabinieri telefona a una signora 81enne esigendo che il marito dell'anziana si presenti con urgenza al comando dei carabinieri di Sedico per la verifica di una presunta clonazione della targa della sua auto utilizzata per perpetrare furti di gioielli da parte di fantomatici ladri albanesi con i quali l'uomo potrebbe aver collaborato in cambio di una parte della refurtiva. L'uomo esce rapidamente di casa accompagnato dalla figlia e alla porta dell'abitazione si presenta un finto finanziere in borghese che, con la scusa di dover verificare la compatibilità tra i gioielli presenti in casa e il fantomatico bottino dei ladri, si fa consegnare dalla signora preziosi per un valore di 30.000 euro. Frattanto marito e figlia scoprono rapidamente che non esiste alcuna indagine a loro carico e che il nominativo del maresciallo è inesistente, da cui scatta l'immediato allarme alle forze di polizia. Caso vuole che mentre alla signora veniva comunicato dai malviventi che un secondo agente l'avrebbe raggiunta per il prelievo, questa volta di denaro contante, 2 poliziotti della squadra volante si trovassero in abiti borghesi proprio in una via limitrofa all'abitazione. Si sono precipitati a casa della signora dandole aiuto e supporto e cercando di cogliere in flagranza i truffatori. Gli agenti però attendono invano che i truffatori suonino alla porta. I criminali, con ogni probabilità appostati nei pressi dell'abitazione, avendo visto arrivare il genero della donna allertato dalla figlia, prudentemente non si presentano la seconda volta. È a quel punto che uno dei 2 agenti ha un'intuizione. Uno dei 2 ha avuto l'intuito di ricordare che nei pressi della casa della signora fosse presente una telecamera privata, quindi hanno suonato al vicino della signora e hanno avuto accesso alle immagini della telecamera, grazie alle quali sono riusciti a risalire alla macchina. Gli agenti della squadra mobile poi successivamente hanno utilizzato, hanno confrontato le varie banche dati e da queste è risalita la precisa auto, una Citroen che era stata noleggiata e che era partita da Napoli la sera prima. Poche ore dopo è stata fermata e a bordo di questa è stato trovato un primo soggetto gravato per numerosissimi precedenti. Sarà quest'uomo di origini napoletane, trovato a bordo dell'auto ma sprovvisto della refurtiva, a guidare gli agenti al bed and breakfast dove si trova il complice, al quale saranno trovati addosso i 325 grammi di oro della refurtiva. Immediato l'arresto dei 2 malviventi trasfertisti, di cui uno incensurato e uno con numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio. L'accusa è quella di truffa aggravata e l'udienza di convalida del 4 febbraio ha disposto la misura di custodia cautelare ai domiciliari a Napoli, luogo di residenza di entrambi. Lo ripetiamo da sempre, è un anno che battiamo di non fidarsi di nessuno, di non aprire quella porta, di fare degli accertamenti ulteriori sia con i propri familiari sia chiamando il 112 e il 113. Anche con un altro telefono, perché hanno questa abilità di tenere impegnata la linea su cui chiamano.
E mentre gli occhi di tutto il mondo sono rivolti alle sedi di gara dell'ormai prossima Olimpiade a Cortina, le Fiamme Gialle hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto all'evasione dell'IMU risultante nell'identificazione di 30 persone fisicamente falsamente residenti nella Conca Ampezzana. I soggetti, pur non essendo residenti stabilmente a Cortina, avevano indebitamente usufruito dell'esenzione fiscale prevista per l'abitazione principale. I finanzieri hanno quindi proceduto a segnalare agli uffici comunali i nominativi degli evasori per il recupero del credito spettante quantificato in 550.000 euro, importo che una volta recuperato rappresenterà un'importante risorsa a disposizione dell'amministrazione del comune ampezzano. Olimpiadi Milano-Cortina, alla vigilia dell'inaugurazione ufficiale dei Giochi invernali, il Presidente della Repubblica Mattarella visita gli atleti al Villaggio Olimpico di Milano e stasera la cena con i capi di Stato e di Governo di Mezzomondo. In rappresentanza del Veneto ci sarà Luca Zaia, il Presidente Stefani. Olimpiadi evento straordinario, ma un Presidente di Regione ha anche altre incombenze. La neve abbondante ha imbiancato il paesaggio, regalando ai giochi quel panorama candido che tutti speravano, e stamane la vittoria della coppia azzurra del curling con la cortinese Stefania Constantini ed Amos Mosaner apre un sorriso sulla vigilia dell'apertura ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina, con la cerimonia domani alle 20 allo Stadio San Siro e gli eventi concomitanti previsti a Cortina con la parata delle nazioni e l'accensione del braciere. L'attesa è tanta, il clima è euforico, grande emozione per gli atleti, con la visita al Villaggio Olimpico di Milano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha scherzato indossando la giacca olimpica. Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi. Per il vero, anche da giovane non sarei mai stato selezionato, vi assicuro. Però grazie di questo dono lo conserverò non soltanto con affetto, ma lo indosserò se riesco a farlo, ed non è soltanto significativo, è prezioso, perché è quello che vi accompagna in questi giochi e questo conferisce un grande valore per me. Grazie. Intanto stasera alla cena ufficiale a Milano con il Presidente della Repubblica, il vicepresidente americano Vance e capi di Stato e di Governo di mezzo mondo, ci sarà in rappresentanza del Veneto Luca Zaia e non il Presidente della Regione Alberto Stefani, che ha voluto precisare. E sono sicuramente qualcosa di straordinario per questo territorio. Al tempo stesso, l'ho detto, ma non credo sia qualcosa di, come posso dire, di nuovo, il fatto che un presidente di regione ha anche altre incombenze, quindi è giusto che si occupi di sanità, di sociale, di lavoro, di impresa, e lo faccia anche durante le Olimpiadi, e credo sia assolutamente doveroso e faccia parte del mio compito istituzionale, quindi mi fa specie che sia un po' una notizia, però credo sia assolutamente qualcosa di normale. Vandali in azione al campo sportivo di Longano, frazione del comune di Sedico, attorno alle 22:30 alcuni ragazzi, di cui al momento non si conosce l'identità, avrebbero fatto scoppiare un petardo all'interno della cassetta postale situata contro la parete della casetta di legno adiacente al campo di calcio e che funge da spogliatoio per gli atleti in un momento in cui il campo era deserto e nessuno si trovava all'interno dello stabile. Le indagini dei carabinieri sono in corso, mentre dalla comunità sedicense si alza la protesta contro quello che si lamenta essere solo l'ennesimo di una serie di atti vandalici avvenuti nella zona. Il comune ha iniziato a valutare le prime contromisure. E questa era la nostra ultima notizia, quindi è tutto per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Vi lascio la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci.